Dalla medaglia d'argento a quella d'oro in poco meno di 12 mesi, e proprio nell'anno in cui si sono moltiplicati i contrasti aperti con il governo, dal referendum sull'autonomia al caso vaccini fino alla questione FAS. Insomma, un Luca Zaia battagliero piace ai veneti, tanto da premiarlo come il governatore più amato d'Italia. Il sondaggio di Monitor Index Research lo piazza al primo posto con il 58,3% del gradimento dei cittadini intervistati, campione telefonico nel periodo marzo-giugno 2017. Un balzo di 3 punti percentuali rispetto al sondaggio del 2016 che lo vedeva comunque secondo dietro a Michele Emiliano, governatore della Puglia sceso al terzo posto, dietro al governatore PD del Piemonte Sergio Chiamparino. Un successo che Zaia dedica alla sua squadra di giunta, aggiungendo: spero che questo riconoscimento sia determinato soprattutto dal fatto che la gente percepisce che tutto ciò che facciamo lo facciamo con il cuore, e puntualizzando poi: ogni statistica va valutata con equilibrio, perché se la media dice che ogni italiano mangia un pollo l'anno, significa che ce n'è uno che ne mangia 10 e altri che non lo mangiano mai. Ma il segnale che arriva da queste indagini mi sembra chiaro: nel lavoro istituzionale serve prima di tutto il rispetto verso i cittadini amministrati. Ma Index Research dà i voti anche ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, e se la vetta aspetta al PD Dario Nardella a Firenze, il primo a sorridere tra i veneti è Luigi Brugnaro. Il sindaco Fucsia di Venezia ottiene il secondo posto con il 61,5%, migliorando la sua prestazione dello scorso anno. Per trovare un altro veneto bisogna scendere al 15° posto con il leghista Massimo Bergamin a Rovigo. Poi al 32° posto Jacopo Massaro e le sue civiche di Belluno. Il primo sindaco targato PD, Achille Variati, che a Vicenza scende al 37° posto con il 55,2%. Gli altri? Non pervenuti, o meglio, non rientrano nel monitor, che si focalizza soltanto su chi ha raggiunto almeno il 55% dei consensi. Insomma, un esercito di primi cittadini veneti finisce dietro la lavagna e rimandato al prossimo sondaggio.